Bentornati, sono Daniele e oggi vi presentiamo una ricetta che consiste in macarronis de busa con un ragù genovese rivisitato da me. Dai, fatemelo passare. Il ragù genovese nello specifico è un ragù della tradizione napoletana con abbondante cipolla. Io quest'oggi invece che la cipolla ci metto il cipollotto, ecco perché ho rivisitato la ricetta, e della carne di manzo. In questo caso io vado a metterci del macinato. Puliamo un po' di cipollotto, ne mettiamo un bel po', lo tagliamo, mettiamo un buon goccio di olio di oliva extravergine Bosana dell'azienda Accademia Olaria di Alghero. Il Bosana è un tipo di oliva che cresce solo da quelle parti, il nome la dice tutta. Gli diamo una bella grattatina di pepe. In aggiunta gli mettiamo un po' di peperoncino fresco, lo priviamo dei semini, eccoci qua. Adesso tagliamo il peperoncino e lo buttiamo dentro. Gli diamo un filo di vino bianco, benissimo, e poi gli diamo una foglia di alloro che secondo me sprigiona tutti i suoi sapori. Gli daremo anche dell'aglio, ma glielo diamo successivamente quando andiamo a inserire la carne macinata di vitello. Ci prepariamo anche uno spicchio d'aglio, lo priviamo dell'anima, gli aggiungiamo un altro po' di acqua. In questo caso gli diamo un po' di acqua di cottura perché siamo anche quasi pronti a poter mettere i macarronisi. Si sente il buon profumo dell'alloro. Ecco qui, siamo pronti a darle lo spicchio d'aglio e gli mettiamo il macinato di manzo. Facciamo cuocere e colorare per bene e poi lo sfumiamo col vino bianco. Gli diamo un po' di sale e andiamo a buttare i macarronisi che hanno bisogno di circa 12 minuti, ma poi li facciamo finire la cottura in padella. Allora, iniziamo col tirar via l'aglio, l'alloro glielo lasciamo, tiriamo su la temperatura, gli diamo un po' di vino bianco. Questo è un piatto di gran gusto, di gran spessore, con una pasta che tiene abbastanza alla cottura, quindi anche alla masticazione, ha diverse sfaccettature, quindi ha il croccante, ha la dolcezza, ha la cremosità del cipollotto, ha la proteina nella carne. Togliamo le foglie di alloro e finiamo un minutino o due la cottura dei macarronisi in padella. Lo giriamo così favoriamo un po' l'aria e la formazione appunto della crema. Il cipollotto ha ben stufato, la carne di vitello è ben cotta. Un po' di cipollotto, un po' di carne, perfetto. Non ci resta che dargli una bella grattata di pecorino, un giro di olio e una grattatina di pepe. Morale della fregola: abbiamo chiuso questa ricetta, i macarroni de busa al ragù genovese rivisitato da me. Non ho fatto altro che far brasare a passire il cipollotto in padella con un filo d'olio, un po' di peperoncino, della carne di vitello macinata, una foglia di alloro e uno spicchio d'aglio, una grattatina di pepe alla fine. Abbiamo fatto sfumare con del vino bianco e condito i macarroni, si è fatto fare una leggera cremina e al servizio una bella grattugiata di pecorino stagionato. Buon appetito e alla prossima ricetta!